E buonasera dal Gran Teatro Geox di Padova, dove è in corso l'assemblea di Assindustria Veneto Centro. Si tratta della seconda associazione industriale di tutta Italia con 3.450 imprese, 166.000 collaboratori. Ripartire dal capitale umano, lo ha detto anche a margine dei lavori il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, che con un certo rammarico ha detto come questa sia la prima assemblea pubblica dopo 24 mesi, la prima assemblea pubblica a sua guida. Un'assemblea pubblica che è partita dall'ascolto dei territori, dalle esigenze delle imprese del territorio, ricordiamo oltre 3.000 le imprese associate, ma che deve tracciare le linee per quello che è il futuro. Se la ripartenza c'è, è una ripartenza consolidata a due cifre, si deve guardare avanti. E i problemi sul tavolo sono certo le materie prime che scarseggiano, e questo è un tema molto importante, l'aumento dei contagi, anche qui fiducia nel governo che si è mosso in maniera corretta fino a questo momento anche sul fronte dell'applicazione del Green Pass nelle aziende, ma poi sul tema c'è la decrescita demografica. Una città come Padova è scomparsa nel 2020, sarà questo un tema e quindi la gestione dell'immigrazione è quello da affrontare nel futuro. Di questo si parlerà anche con gli ospiti presenti durante l'assemblea, a partire dal Ministro dell'Istruzione Bianchi, presente anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento d'Inca e il Governatore del Veneto Luca Zaia. Ecco, se non ci sono altre domande da studio, qui da Padova restituirei la linea.